sto bullizzando in malo modo, sappilo. E te lo meriti, e te lo meriti, e te lo meriti, e te lo meriti. Ragazzi, scrivetemi qui sotto un commento se questo non se l'è meritato. E buongiorno amici di Mattoscacco, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora partiamo subito, qui il vostro amico Robin che inizierà a fare questa nuova puntata di questa serie, il gioco finché non perdo, una serie di partite 5 minuti finché non mi danno una bella matosta. Ma prima di partire annuncio importantissimo ragazzi, ho il cuore che sprizza gioia da tutti i pori, guardate che cosa arriva, guardate che cosa arriva. Ta-da-da-dan, ta-dan. Il mio nuovo libro, ve lo faccio vedere, lo faccio vedere. La tua mossa vincente, edito da Mondadori Electa e sarà in tutte le librerie a partire dal 15, ma oggi è in pre-order, quindi lo potete ordinare prima. E che cosa ne guadagno a ordinarlo prima? Oltre che uno sconto, per coloro che lo ordinano in pre-order c'è anche un bonus che riceverete nella vostra email. Come fare per ricevere questo bonus? Acquistate il libro, fate uno screenshot dell'avvenuto acquisto, vi lascio poi sotto il link per fare tutto, quindi sotto sto video trovate tutti i passaggi per fare tutto. Acquistate il libro, mandate lo screenshot a la tua mossa vincente @gmail.com e dici guarda io mi chiamo Luca, ho acquistato il libro, aspetto che mi mandate il bonus e il bonus sarà molto 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 interessante. Detto ciò partiamo con questa nuova serie, con questa nuova puntata di questa serie, sperando che sia bella. Andiamo. Si gioca contro un giocatore dell'India e andiamo amici. Andiamo col nostro sistemino colle più veloci, ragazzi, il tempo è importante. Rubare... Oh. Sistema Stonewall, muro di pietra, lo chiamavano, Trinità. Muro de Petra, e va bene. Andiamo a svincolare sto muro de Petra. Ok, se gli togliamo l'alfiere buono, e questo è l'alfiere buono, in teoria il suo potere offensivo sarà molto ma molto ma molto inferiore. E andiamo a fare questa move. Tu cosa fai? Torni indietro col cavallo? Allora, adesso noi dovremo andare a cercare di lavorare lungo la colonnina C. Lungo la colonnina C. Tu. Allora, ce l'abbiamo anche noi queste. Io non ho mai capito se queste cose qui esistono oppure no, se sono leggende metropolitane. Però in teoria, cattura. Tu mi catturi con cosa? Col pedone C? Ma proviamo. No, tu mi catturi col pedone E. Tu mi catturi col pedone E. Tu mi catturi col pedone E. E giustamente mi inizi a rompere. Qui c'è intanto una bella batteria. Carina. Batteria di pentole. Proviamo a fare B5 creandogli un po' di problemi. Forse B3 la donna stava meglio. Forse in B3 la donna stava meglio. Lo scopriremo adesso. Ok, regina qui non l'ho capita. Forse per far passare la torre, per far passare il cavallo, farlo venire qua. Ok, bisogna creare un po' di problemi qui. Se non si creano problemi, sono problemi. Cattura. Pedone debole. Pedone debole. E adesso, visto che questo pedone è debole, visto che codesto pedone è debole, potremmo fare una manovra molto carina di attacco su codesto pedone debole. Come semplicemente regina qua. Lui deve giocare alfiere B7, arriva il cavallo qui e il cavallo farà il doppio proprio su torre e donna. Vediamo se ci abbiamo azzeccato. È un parto giocare contro la Stonewall. Ogni volta è un cacchio di parto.
Te l'ho detto che andava a finire con quel doppio lì. Lo chiamavano Nostradamus, è il titolo di questa, di questa puntata. Non mi fai paura. Perché tu mi puoi catturare anche qui, ma io ti catturo qui con scacco, figlio mio. E c'ho un pezzo in più alla fine di ciò. Fatto male i calcoli, fratello. Se io vengo qui, tu mi catturi qui, io ti catturo qui. Tu mi catturi la torre e sei meglio tu. Però faremo prima così. Faremo prima questa. Tu mi devi catturare con questa, presumo. È vero che c'è un bel attacco, ma io sto parecchio bene. Se metti una torre faccio anche così. Ma questa non so se la faccio, sincero. A parte che ti catturerà il cavallo. Adesso devi togliere il cavallo, no? Se togli il cavallo cosa succede? Questa ho paura di farla. Quando fate ste spinte qui ho veramente paura. Allora tu togli il cavallo, presumiamo qui, no? Arriva uno scacchino. Ok, lo scacchino forse ti arriva uguale comunque. Cavallo qui. Tu hai giocato cavallo qui, no? Per mettere una torre qua. Scacchino io lo faccio. Non riesco a resistere al potere dello scacchino. Questo cavallo credo che sia totalmente inutile, quindi lo faccio andare avanti, anche se lui poi viene qua. Però posso alzare una torre, questo posso farlo. Una torre in settima, come dice il dottore, una torre in settima al giorno toglie il medico di torno. Adesso metterei l'altra torre qui e io non posso venire qui, né qui né qui. Mi toccherà venire qua sul nero, dove posso dare anche una mano in difesa, dove sul nero potrà dare anche uno scacco in futuro. Questo è molto importante. Andiamo sul nero. Sul nero possono arrivare torri F6, torre H6, ma quando tu toglierai la torre qui sarà disabitata. Non lo so, quello ci pensiamo dopo, dai. Questa secondo me è buona. Questa secondo me è buona. Sto cavallo zitto zitto fa un compito difensivo che non è affatto male. Questa la posso giocare? Non la posso giocare. Non la posso giocare. Ahimè, guarda che mossaccia che mi ritrovo a fare. Questa però la posso fare perché c'è la donna scoperta. Questa la posso fare. Questa la posso fare. Questa la posso... Su questa c'è regina per G4. Questa non l'avevi calcolata. Furbacchione di un furbacchione. Se metti la torre dietro... non l'avevi calcolata questa. Ok, questo pedone non è un granché, ma come minimo ti cade questo. Ma non penso ci siano cose mortali. Ultime parole famose. Tu raddoppi qui sopra. Se io ti mangio qui. Come posso difendere a sto punto? Ti mangio qui. E vengo qui. Tu hai già un doppio attacco qua. Così mi sposto e torre. Così mi sposto e torre. E difendiamo. Mi sposto con re. Sposto con re, metti la torre dietro e difendo. Spingi, spingo. Se mi attacchi a questo punto qua, ne parliamo in un'altra puntata. Si va al perpetuo? Ok, perché hai messo la torre qui non riesco a capirlo. Non riesco a capirlo, quindi nel dubbio noi andiamo ad attaccare. Che cacchio, cioè a un certo punto qualche problema te lo devo dare anch'io, oppure no? Ok, ora quando attacchi qui c'è anche scacco con attacco doppio. Quindi potrei catturare qui. Secondo me se catturo qui, casini, qui si va a casini. No, non posso permetterlo, non posso permetterlo. Questa. Non posso permetterlo. Se raddoppi qui, questa e tu comunque mi devi qua. Allora facciamo così, giusto per non saperne leggere né scrivere. Questa te la catturo.
andata a finire a schifio alla fine. Non volevo finire così, è andata a finire a schifio, incredibile. Io in teoria sto pedone è più forte, dai, cioè, non vorrei dirlo. Non vorrei dirlo, ma in teoria sto pedone è più forte. Cattura, 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 pedone. E che cacchio. Cioè dai, devo essere proprio sfigato per perdere. Ultime parole famose. Premove, premove. E che cacchio, dai. Cioè, a un certo punto poi uno... O no? Adesso metto la torre qui dietro. Attacco il pedone. Questo lo difendiamo in qualche modo. Oppure questo tu lo pigli. 1, 2. Eh sì, questa è vinta. Perché poi c'ho lo scacco. 2, metti anche la torre dietro, scacco, difendo. E che cacchio. Oh, oh, bisogna credere nel potere degli scacchi. Bisogna credere. Se gioco questa è carina, eh? Vediamo un po' se ho fatto il pirla per nulla. Secondo me ho fatto il pirla per nulla. Che pirla, ma perché faccio ste robe? Perché faccio ste robe? Ah, io non lo so perché. Io non lo so perché. Potevo spingere, basta qua. Vabbè, prenditela pure sta torre. Mamma mia. Uff. 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 Troppo difficile. Inizia a diventare veramente difficile. Ah, sbagliato, sbagliato, sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. No! No! Mi mancavano 2 mosse per mattare. Una e 2. Non ci posso credere, non ci posso credere. Per vincere, non per pattare, per vincere. Non ci posso credere. Era una bellissima partita. Era una bellissima partita. Poi so perché ho fatto il figo con quella torre. Dannazione, si gioca, si continua a giocare. Sempre i bianchi, ho giocato a bianco anche prima forse. Contro un colombiano? Attenzione che questo mi vuole spacciare qualcosa. Un'altra! Raga, un'altra Stonewall. Raga, un'altra Stonewall. Un'altra. 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 Sto male. Vi giuro che sto male. Vi giuro che sto male. Senti, mo te lo metto io il cavallo qua. Ti piace il cavallo qua? Te lo metto io. Un'altra Stonewall, raga. Un'altra. C'è un'altra Stonewall, davvero. Un'altra. Che parto! Che parto! Ma chi cacchio va insegnato a giocare così? Ma chi cacchio va insegnato a giocare così? Siete un parto, siete voi. Siete un parto. Mamma mia, ma come si fa a giocare con sta difesa qui? Ma come tu dici, guarda, io gioco sta difesa qui perché sono un caso umano. Allora in quel caso ti capisco. Ti capisco e provo anche un po' di compassione. Ma se tu dici, io sono una persona normale e gioco lo Stonewall, non ti capisco più, mio caro caso umano. No, come si fa a giocare la Stonewall? Come si fa? Come si fa? Ma cosa deve avere peggio dei criceti in testa per giocare una roba così? Sì, metti il cavallo lì, yeah! Non l'abbiamo mai visto da nessuna parte, è una grande novità. Madonna, quanti schiaffi! Mamma mia, ma come si fa? Allora, dopo prendo l'arco, vediamo se non ti sparo a te. Vediamo se non ti faccio finire in brutte acque. Dai, ma non è possibile giocare a una roba così. Ma come si fa? Hanno una blitz a 5 minuti a giocare così posizionali. Tu vuoi giocare sul tempo? Adesso lo faccio vedere io chi gioca sul tempo. A me non piace poi giocare sul tempo. Molte le rubo sul tempo. Prima me l'ha rubata lui. Prima me l'ha rubata lui. Però non è possibile. Non è possibile. Bravo, bravissimo. Bravissimo.
vabbè, quando sarà il momento, che tu fai questa, io ti catturo il cavallo. Questa. Però tu poi c'hai questa. Ah, facciamo prima questa. Poi ti catturo questo cavalluccio bellissimo. Tu giocherai F per. Ti catturo qui, tu catturi qui e ti sciogli. Questa qui, cambiamo le torri. Ah, che bello. Oh, visto che bello? Metti la regina, ti metto la torre. Hai visto come tutto si sistema? Questa qui tu giochi G6. Tu giochi G6. Però a questo punto qui te lo posso attaccare, per esempio. Cioè, per esempio. Per esempio. Tu ora giocherai questa per mettere la torre lì. Giusto? A me interessava portare la donna in gioco. Tu giochi alfiere di 7 per forza. Alfiere di 7, questo qui, torre qui e cambiamo. Vabbè, se giochi questa cambio tutto, che devo fare? Ma come si fa a giocare così? Dai, ma non si può giocare così, non si può giocare così, dai. Ma non è possibile. È fuori legge sta roba. Qui ora mi tappi anche qua. Io ti posso tappare anche qua in realtà. Tappa miss. E facciamo una vita da tappati, una vita da repressi. Che bello, vai, spingi tutto. Tappa tutto, sì, così si gioca a scacchi. A 3. A 3 e voglio tappare anche te, fa anche rima. Tutto devi tappare. Sì, prova a entrare nelle retrovie. Guarda quanto è divertente giocare in questo modo. Un'altra patta ci prendiamo. Yeah, dai. Facci vedere quanto sei uomo. Che macio, come meni. Oi, oi. Ma come si fa a giocare qui? Ma perché io devo ritrovarmi a giocare così? Cioè, la vera domanda è perché io devo ritrovarmi a giocare così, con questo essere qua immondo? Ma questa te la faccio quasi quasi. Mi metto tutti i pedoni sul nero. La faccio. L'ho fatta. E mo? E mo che mi dici? E mo che mi dici? Che sono una persona sbagliata? Povero alfiere. Così come povero questo tuo alfiere. Però il mio... No, il mio che cosa? Il mio cosa? Il mio fa schifo. Io devo giocare ora a 4b5. Per fare qualcosa. Cosa? Non si sa. Alfiere C3. Alfiere C3. Oh, se tu vuoi bloccare tutto, blocca pure, eh. Vediamo se blocchi. Se blocchi, che facciamo qua? Bello. Cioè, patta, dai. Ma perché giocare queste partite così? Ma vi giuro, ma mi fa imbestialire. Ma chi è che l'ha inventata sta difesa? Ma chi l'ha inventata? Uno che non c'aveva voglia di studiarsi le aperture, giustamente, perché sono 40 miliardi, giustamente. Stonewall. Io se lo becco gli tiro una freccia. La minaccia finale è sempre quella. Fa che me la gioco sul tempo, perché guarda sto qui come sta perdendo tempo. Questa me la gioco sul tempo e te la vinco, poi vediamo. Poi vediamo se non te la vinco questa. Vai, fai il figo. Fai il figo tu. Fai il figo tu. Te l'ho detto. Qui non bisogna fare niente. Se fai qualcosa, perdi. Quindi noi ce la giochiamo in modo stra easy. In modo stra easy. Poi vediamo. Vai, vuoi venirmi a attaccare qui? Questo alfiere? Dai, fai qualcosa. Visto che sei il campione di questa difesa, bellissima. Che bella difesa, mamma mia. Proprio il coraggio ti sprizza nelle vene. Intanto c'ho quasi un minuto in più di te. Mamma quanto godo se la vinco. Raga, se questa la vinco, godo da qui fino a Capodanno, ve lo dico.
Ve lo dico, io ve lo dico. Poi dite, ah, non ci avevi avvisato, Christian. Io ve lo dico. Io ve lo dico come va a finire. Ve lo dico, vi avviso con anticipo perché comunque sono una persona corretta, io avviso. Adesso tu perderai per il tempo e partorirai con dolore. Sono le due, sono le due caratteristiche di come andrà a finire questa partita. Vai, fai una migrazione corretta. Addo migri, che qua non vai da nessuna parte. Migra, migra, migra. Mamma, quando mi chiederai la patta e te la rifiuterò, quanto sarò contento. Ma quanto sarò contento, quanto sarò contento. Guarda che sta cercando di ragionare qual è il piano migliore dove mettere i pezzi. Ma dove li vuoi mettere che è tutto bloccato? Raga, lo so che siamo nell'era dell'inclusività, ma lo sto insultando in malo modo perché merita i peggiori insulti. Ah, bisogna avere rispetto dell'avversario. Ma rispetto di cosa? Ah, che bello che la perdi per il tempo. E adesso faccio il figo, la sbilancio anche, così quando meno te l'aspetti. Bravissimo, era proprio qui che ti volevamo. Era proprio qui che ti volevamo. Oh, che bello, che bello. Che bello, che bello, che adesso ti sacrifico. E così col Kaiser che facciamo le 50 mosse. A parte che ora che facciamo le 50 mosse. Qua che fa tutto pre-move lui. Fa tutto pre-move. Adesso fra poco gli faccio questa. E ti sto bullizzando in malo modo, sappilo. E te lo meriti, e te lo meriti, te lo meriti, e te lo meriti. Ragazzi, scrivetemi qui sotto un commento se questo non se l'è meritato. Quanta cattiveria che ho accumulato in una partita. Oh, se il prossimo mi fa la Stonewall. Giuro spacco il computer in diretta. Giuro, giuro spacco tutto. Spacco tutto. A parte che non posso giocare sempre col bianco, o no? O no? O no? Stavolta la faccio io la Stonewall. Ormai mi avete... Difesa agli Ekin invece, vedi una difesa dinamica dove crei subito contatto sul centro, gli crei qualche problema. Queste sono difese che hanno senso di esistere, perché vedete come l'avversario adesso gioca a B3. Sei serio, sei serio, sei serio. Giochiamo prima a Rocco, facciamo le persone serie, dai. Facciamo le persone serie. Non facciamo quelli molesti. Noi non siamo molesti. Guarda quanta pressione che c'è qui. Guarda quanta pressione che c'è qui. E dopo qua... Forse... Ah, e chi lo... Ah, 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 ah. Azzarola, non l'avevo capita questa. È una cosa che esiste o se la sta inventando adesso? Così alfiere. Ma anche con la donna in realtà può venire. Urco, sai che questa è bella? Bravo. Bravo, questa è bella. Questa è bella. Meriti la vittoria perché questa è bella. Questa è bella. Meriti la vittoria. Questa è molto bella. Sei stato in gamba. Non sapevo di questa mossa. Ho imparato una cosa nuova. Adesso arriva... Ho imparato una cosa nuova. Donna C7. Vediamo se questo ce lo portiamo a casa, va? Ok, torre qui. Interessante secondo me. Perché comunque sia da uno sguardo qua. È vero che la torre qui non sta benissimo, ma... Ok, tu giochi comunque veloce, figlio mio. Cioè, fatelo dire, fatti una dose di calma, di adrenalina, qualcosa. Sei veramente... Giochi troppo veloce, figlio mio, non ti riesco a stare al passo. Adesso spingi qui, io ti arrivo con la donna qua. O ti arrivo comunque con la donna qua. Che dici? Può essere un buon compromesso. Allora, queste due torri qui mi fanno schifissimo. Sono sospese e non connesse. E non connesse. E non connesse. E infatti, guarda cosa succede quando giochi con i pezzi non connessi. È sempre la stessa storia che dici, Christian, ogni tanto le cose cambiano. No, è sempre la stessa storia. Su donna qui perdi la torre.
Bisogna giocare coi pezzi connessi, ragazzi. Non li connettete, vi arrivano i colpi tattici. Ve li meritate anche. E ve li meritate. Ve li meritate. Adesso guarda qui, c'ho 1000... c'ho 1000 pezzi sospesi e non credo ci sia una soluzione. Non credo ci sia una soluzione. Se io vengo qui, tu catturi qui. E mo so cavoli amari. Questa è persa potentemente. C'ho questa forse. Giochi F4. Non so come va a finire, Giochi F4. Giochi F4. Forse ho F6. Forse ho F6. Che bruttura. Giochi F4. Gioco E6. Gioco E6. Questa. No, forse F6 è più forte. F6. Mamma che bruttura. Però F6 in realtà... F6 è giusta, F6 è giusta. È giusta F6. È giusta F6. Niente, va bene così. Perché lui c'ha l'alfiere in trappola. È giusta così. Su questa... Giusto, perché se gioca così, faccio così. Su questa mi tocca giocare così. E lui c'ha... Sì, c'ha una scoperta sulla mia regina. Ma che brutte queste torri! Ma io so già che le perderò queste torri, lo so già. Qui mi arriva anche una bella torre così, e infatti... Allora, facciamo le brave persone, che dici? Vogliamo fare le brave persone una volta nella vita o dobbiamo fare sempre i camorristi? Andiamo qua. Non lo so, io rido per non piangere perché queste torri... Queste torri fanno piangere mica male, Facciamo così, dai. Facciamo così, vediamo di cambiare qualcosa. Anche se volevo aspettare che lui togliesse il cavallo per giocare questa. E perdeva la torre e recuperavo il pedone. Però sono sempre in tempo, no? Sposta il cavallo, c'è questa. Qui c'è un po' di pressione. Ma infatti. Lui ora deve manovrare questo cavalluccio. L'idea è sempre muove il cavallo, perdi la torre. Non lo so qui come si gioca, Mi sarebbe piaciuto un aiuto da uno più forte. Ma adesso deve spostare la torre. Qui tipo. Torre qui. E io gioco questa. E buonanotte a tutti. E poi il finale ce lo giochiamo, senti. Cosa ti devo dire? Non è che posso... Giochi questa. Va bene così. Tanto siamo messi male abbastanza tutti e due. Tu hai i pedoni doppiati, io questi pedoni deboli. Ah sì? Vuoi vedere che alla fine... Vuoi vedere che zitto... Vuoi vedere che zitto... Lo sapevo, ma perché non le... Raga, potete non giocare mai più coi pezzi sospesi? Forse questo è meglio. O c'è questa? Non lo so. Ah, non lo so. Questa è più forte in realtà. Scacco, vengo qua, zitto che forse... Forse me la cavo, non l'aveva vista neanche lui. Questa opportunità. Zitti tutti che me la cavo. Errore mio, ma errore anche suo. Zitti che me la cavo. Ci sono scoperte che non portano a niente. Ah no, niente, in realtà non cambia niente. Dai. Pigliati sta torre. E vediamo come va a finire. Che te devo dire? L'alfiere se la può giocare, me la posso giocare sul tempo, ho più tempo di lui. E qui arriva la modalità turbo. Scacco. Vengo qua. Pigliatela sta torre, dai. Non fare il prezioso. Giochi preziosi.
Ok. Ok, tu vuoi raddoppiare le torri, no? E venire giù. Mi sembra un comportamento abbastanza consono. Adesso basta con queste inchiodature qui perché a un certo punto tutto ha un limite. Tutto ha un limite. Questo pedone qui me lo vedo malissimo, però il tempo è dalla mia. Quindi adesso giocherò stra di fretta, questo sarà... Eviterò il cambio della torre come la peste e la vinciamo, ce la portiamo a casa, ce la portiamo a casa signori, questa ce la portiamo a casa. Ce la portiamo a casa perché stiamo giocando sulla velocità. Siamo in modalità Robin, scacco, perdo questo. Annaccia. Annaccia la bubbazza. Vabbè, ah, non possiamo andare neanche su, però lui perde questo. E lui va a promozione. E lui va a promozione. Signori, guardate 19 secondi quanto sono belli. Io li amo i 19 secondi. Tu dici, perché li ami i 19 secondi? Perché il nostro avversario inizia a non capire più nulla. Qui potrebbe... Guardalo! Guardalo come sta impazzendo. Troppo bello, godo tantissimo. Aspetta. Aspetta che qui c'ha questa. Facciamo questa tutta la vita proprio. Toda gioia, toda bellezza. E attenzione qui Robin, che cosa ti può combinare? Tu dici, ma è possibile che un giocatore come Robin ti può combinare una roba del genere? Secondo me sì. Questa la vinciamo proprio bellamente. Mamma mia, arriva il matto, te lo dico che arriva il matto. Ah, quello aspetta, lui cerca la patta, sacrificio tipo così. Ma io voglio farti penare. E facciamo così. Mamma mia Robin. Ragazzi, quando vedete che avete un po' di tempo in più di lui, o mi fate fare un sistema a colle come Dio comanda, o mi fai un'altra di quelle tue robe obbrobriose. Ah, Est Indian. No problem. Allora, io so che quando sulla difesa est indiana... Ah, Grunfeldina è forte, eh. Nulla da dire sulla Grunfeldina, devo essere onesto con me stesso. Grunfeldina è forte. Grunfeldina c'ha i suoi perché. C'ha il suo perché, la Grunfeldina ha il suo perché. Ha il suo perché. Sì, con Alfiere di 3 in effetti non avrebbe potuto. Vabbè, lo mettiamo adesso. A noi ci piace perdere tempi. E 5? Sì, e 5 arriverà. E 5 arriverà. Tanto non passa nessuna. E nessuna. Ma se vado io qua? La sparo? Grande Pino Daniele. Ti voglio bene. E che stasera sai. Via. Ho deciso che sarò aggressivo. L'ho deciso. Ho deciso che sarò aggressivo in questa partita. L'ho deciso. E questa però mi piace. Col cavallo. Mamma mia, col cavallo. Col cavallo così ho pedoni. Mamma mia. Va che arriva il rullo compressore. Ah. Niente rullo compressore. Però arriva... Aspetta che qui arrivano cose. Arrivano cose. Cuoricini. Canzone più stupida non esisteva. Però aspetta, così io perdo qualcosa. Quindi facciamo prima così. Così la donna dà uno sguardo. Se ora tu giochi E6, ti indebolisci le case scure. Io potrei venire qui? Cattura! Io potrei venire in F6. Ok, continuo a non capire il gioco del mio avversario. Ok, muoviamo qualcosa perché qui se siamo troppo lenti la pigliamo Endergäger. Quindi il cavallo qui è una bomba. Adesso mi piacerebbe semplicemente mettere
questa torre in C. Mi piacerebbe mettere la torre in C. Così, mi piacerebbe mettere la torre qui. Così. Oh, adesso sì che mi diverto. Ok, posso togliere il cavallo se voglio, lo posso togliere sicuramente. O posso lasciarlo lì, tanto. Va bene, togliamolo. Togliamolo, chiediamo un cambio. Chiediamo un cambio onesto. Cambio onesto, lui metterà una torre, io ci riscendo giù con la torre. E ti metto questo prima però. Aspetta. Facciamo comunicare le torri. Però... Brutta, cavallo C7, arriva cavallo C7, arriva cavallo C7. Le torri devono comunicare. Se non abbiamo imparato la lezione di prima, non so che cosa dirti, figlio mio. Esatto. Torre e tu hai 3 attaccanti. Se io metto la donna, tu hai E6. Attenzione che forse ci casca nella trappola. E6, è vero che perdo la torre, ma tu perdi con F6 scacco la regina. No, niente. Niente di tutto ciò. Beh, su questa... su questa però non posso spingere. Ecco la fregatura. Non posso spingere. Questa è una fregatura mica male. Questa è una fregatura. Questa è una sola, come la chiamano dalle nostre parti. Se vengo qui, tu spingi. Che sola che ho preso, grande come una casa. L'ho presa grande come una casa a sto giro. A sto giro l'ho presa grande come una casa. Ho fatto il figo e adesso sta bene lui. Ribaltata la situazione. Vedete quando non fate comunicare le torri? Ma io perché predico bene il razzolo malissimo? Perché io dico... Allora, scusa, a sto punto se bisogna razzolare male è G4, FC. Che brutta sta torre, che brutta questa. Che brutte cose, ma che brutte, ma chi è che me le fa fare a me ste robe qui? Tu vuoi venire a darmi scacco, giustamente. Su questa io vuoi venire a darmi scacco. G4 scacco. Va bene. Ma siccome io sono un uomo d'onore, su questo scacco arriverà torre G3, che è ancora più brutta forse. Va bene. Ce la giochiamo per il matto qui. O matto o... A parte che siamo pari, no? Di materiale. Non so perché sto giocando in modo così aggressivo e stupido, perché siamo pari di materiale. Sto facendo un po' il tutto per tutto. E probabilmente sto anche meglio. Non lo so. Potrei giocare bene o giocare il tutto per tutto? Che dite? Gioco bene, mi sono un po' stufato di giocare bene. Bene. Giocare non ha la spera in Dio. Sì, questi pedoni qui secondo me cadono. In qualche modo cadono. Ok, tu mi stai continuando ad attaccare così. Beh, questa è bella per me però. Cioè, come lo tieni l'alfiere? I pezzi sospesi cadono. Ragazzi, i pezzi che non sono tenuti da un pedone cadono. Matematica. L'ho imparato io nella partita di prima, in questa partita qui. I pezzi che non sono tenuti da nessuno o da un pedone fanno una brutta fine. Tutti. Vai che ce la portiamo a casa, Christian. Vai, Robin volevo dire, scusami. Tanto ho Dottor Jackie e Mr. Hyde. Fanno tutti una brutta fine. Tutti. Questa è una brutta fine secondo me. Perché io poi c'ho questa. Secondo me questa è una brutta fine. È vero che tu fai il figo qua, ma credo che questa sia una brutta fine per te. Scacco devi andare col re. È scacco a me, cazzarola. Ok. C'ho questa, sicuramente buona. E c'ho questa. Se scendi giù, c'ho questa. Ok, credo di star bene. Credo e ne ho la certezza di star bene. Veniamo a cambiare i pezzi. Va bene,
cambieremo sempre i pezzi, il nostro piano non cambia. Oppure c'ho questa subito. C'ho questa subito. Va bene, dai. Facciamo un po' i materialisti. Ok. Facciamo così. Scacco. Facciamo così. Mi lancio qua. Che la perdo io per il tempo questa, eh. Facciamo tanto lo splendido, ma questa la perdo io per il tempo. La perdo io per il tempo questa. Adesso questo lo mettiamo qui a bloccare un po'. Scacco. Questa non è bella. Meno male che non l'ha vista, meno male che non l'ha vista, meno male. Meno male che non vedete queste cose. Anch'io non ne ho viste tante, eh. Anch'io non ne ho viste parecchie. Parecchie non ne ho viste. E quante continuo a non vederne. Non lo so cosa giocare. Sto andando alla spera in Dio. Qui devo giocare in realtà. Christian, qui devi giocare. Non c'è tanto da inventarsi. Qui devi giocare. Ho vinto? Cioè il mio avversario si è arreso con io 4 secondi sull'orologio? Gli scrivo thank you for your sportivity. Ragazzi, non ho mai visto un tale grado di sportività, né tantomeno nelle blitz. E allora io direi che su questo sommo gesto di sportività io mi tolgo il cappello al tuo cospetto e termina qui questa puntata. Veramente, rimango allibito e congratulazioni al mio avversario, veramente, amico di dove sei, delle Filippine. Congratulazioni, veramente, veramente un campione. Ci vediamo alla prossima.